La prestigiosa Villa Widmar Rezzonico Foscari di Mira ha ospitato la passerella dello Sport Veneto in Festa 2014, l'annuale appuntamento del CONI Veneto, con lo scopo di celebrare i propri campioni per i risultati di prestigio ottenuti dagli atleti nel corso del 2013. Un evento che quest'anno si è arricchito del concorso riservato alle scuole superiori attraverso lo sport di cui vorrei parlare, intitolato Anadio Rampin, promosso da CONI Veneto in collaborazione con il MIUR. Una bella serata, una serata molto importante perché sono state consegnate oltre 40 medaglie d'oro e d'argento al merito sportivo, a grandi campioni di tutti gli sport. Questo è un segnale molto positivo per il Veneto. Arrivare a vincere medaglie vincendo europei e mondiali vuol dire amare lo sport, portare avanti quel messaggio positivo che dà lo sport, che fa squadra, che fa diventare grandi degli atleti, ma grandi uomini e donne per questa Italia. Ne abbiamo bisogno. È un segnale, come ho detto, molto importante. La partecipazione è stata al completo, poi abbiamo consegnato delle targhe alle società, a ben 6 società che hanno vinto nel 2013 il campionato italiano in 6 specialità, discipline diverse. Questa è la dimostrazione che il Veneto ha una grande squadra sportiva, deve essere aiutata, deve essere seguita, deve essere anche qualche volta coccolata, perché lo sport ha bisogno. C'è molto volontariato, i volontari hanno bisogno di essere riconosciuti come portatori di principi importanti per questa società. In una festosa cornice di atleti, dirigenti e tecnici federali, il CONI Veneto, che rappresenta oltre 12.000 società a livello regionale, è un grande movimento sportivo che sa regalare grandi soddisfazioni in tutte le discipline. Lunghissimo l'elenco dei premiati, a partire dalle medaglie d'oro, Laura Longo e Daniel Morandì, alle medaglie d'argento, alle squadre campioni d'Italia del 2013, Hockey Asiago, Basket Famila, Vicenza, Padova Baseball, Mogliano Rugby, Atletica Dolomiti di Belluno, Golf Club Condumer di Treviso. Premiato per la promozione dello sport nella scuola Vito Fioravante, professore delle scuole medie di Venezia, che con il suo istituto negli ultimi 2 anni scolastici ha collezionato 10 titoli provinciali e alcuni regionali in varie discipline dei campionati studenteschi. Per sport e solidarietà premiato è Paolo Barbisa, presidente polisportiva disabile della Marca Trevigiana. I leoni d'argento sono andati a Franco Mazzacout, istruttore federale, Silvia Marangoni, 10 volte campionessa del mondo di pattinaggio, Ivo Costanzanon, dirigente dello Sci Club di Trichiana, impegnato da sempre nella promozione sportiva. Premiato anche Dino Ponchio, per numerosi anni presidente del CONI Padova. Quali sono gli obiettivi di questa stagione che si prolunga ancora verso la fine dell'anno? Allora, la prossima settimana sono in partenza per la 3ª tappa di Coppa del Mondo, ho già dei punti in ranking, quindi spero di migliorarmi in posizione e andare a disputare la finale a Losanna a settembre in Svizzera. E in più ci sono anche gli europei, quindi fare un buon risultato non solo nell'individuale ma anche a squadre. Quindi punto al massimo in tutto, al top. Laura come sempre è positiva e determinata, le auguriamo ogni bene. Tra grandi risultati e qualche delusione comunque siamo riusciti a ottenere la medaglia d'oro del campionato del mondo, è stata una gioia incredibile e soprattutto in quanto noi non abbiamo l'Olimpiade come gli altri sport, non essendo sport olimpico, quindi addirittura nel 2008 era l'anno dell'Olimpiade, quindi per i campioni del mondo di pattinaggio del 2008 è stata quasi una piccola Olimpiade. Sono Silvia Marangoni, vengo da Oderzo in provincia di Treviso. Hai iniziato questa attività? A 3 anni. Quando avevo 3 anni, merito di mia sorella che andava a pattinaggio. Messaggio da lanciare? Di impegnarsi in tutto quello che fanno e che faranno e di crederci sempre e mollare mai, perché ai sogni bisogna sempre credere. Io avevo un sogno, quello di vincere 10 titoli del mondo e ci sono riuscita. Adesso continuo la mia carriera e sono onoratissima di aver preso questo riconoscimento che è il più ambito. Alla premiazione del concorso per le scuole, oltre a Paolo Carraro dell'Associazione Polo, sono intervenuti Valeria Marin della Biblioteca dello Sport di Padova, Dino Ponchio, direttore della Scuola dello Sport, Renato Del Torchio, presidente dei coordinatori degli insegnanti di educazione fisica, ed Elisabetta Rampin, figlia di Nadio, i quali hanno premiato tutti gli studenti che hanno partecipato al concorso per le scuole intitolato Anadio Rampin.